La sedia? No. Dove vorresti? È una sedia rara, una sedia che non si trova. In un trasloco. No, non funziona? Quello farei. Cioè passi per questi elementi, poi ci sono le trame. Maschere, tubarini. Vabbè, facciamoci Ecco, era un prezzo. Ma io devo fare una canzone. Una, quindi devo sceglierne una. Esatto. E devo farla bene. Così. Da questi elementi poi prendi il lucciolino e poi prendi camera partita. Azione. È una prova questa? Sì. L'ultimo ballo di quel film ti ho sempre confusa, ti ho sempre commossa come io non saprò fare mai. L'ultima pagina l'hai presa ad esempio per l'ultima sera, per l'ultima metafora per cui mi hai salutato. Ma sì, facciamoci del male ancora un altro po'. Ma sì, restiamo incollati a tutte quelle cose che non abbiamo più. L'ultima sigaretta e poi ti giuro che smetto, ti giuro lo faccio, mi sento diverso. Ma sì, prendiamoci in giro ancora un altro po'. Ma sì, c'è un fiore che sboccia in mezzo alla tempesta, in mezzo alle tue braccia, non mi ricordo più se si parla di noi o soltanto di te, se ne esistono più. Aiutami tu ad uccidere i fantasmi che ci portiamo in tasca. L'ultima favola, quella che mia madre mi raccontava a letto la notte prima del primo giorno a scuola. L'ultima notte con te. Lo so, sarà felice, saranno poche ore, ma recitate bene. Ma sì, lasciamo l'illusione almeno un'ora d'aria. Se c'è l'ennesimo poeta che insegue la tempesta, io inseguo le tue labbra e non mi ricordo più se si parla di noi o soltanto di te, se ne esistono più. Aiutami tu ad uccidere i fantasmi che ci portiamo in tasca e lascia i miei pensieri ancora un'ora d'aria come si lascia ai marinai. L'idea della conquista